Che cosa fa l'Unione Europea per le imprese? L'Unione Europea prepara il campo da gioco. Questo è quello che fa l'Unione Europea. L'Unione Europea ha una serie di regole che assicurano libertà di impresa, mercati aperti e concorrenziali. Vediamo che cosa fa l'Unione Europea per le imprese agricole. Allora, gli esperti di questo settore, gli studiosi, distinguono 4 fasi della PAC. C'è stato un periodo transitorio in cui era importante produrre alimenti. C'è stato un momento in cui si è creato il mercato agricolo, dove ha avuto talmente un enorme successo che si è formato il problema delle eccedenze. E quindi c'è stata una terza fase in cui sono stati tutti i regolamenti come si dice, a cercare di risolvere il problema delle eccedenze, salvaguardando però anche il reddito degli agricoltori. Nel 1992 l'Unione Europea ha fatto una riforma proprio per favorire la chiusura degli accordi internazionali di Marrakech e si è impegnata in 6 anni ad applicare. Allora si è aperto un nuovo periodo in cui la PAC non risponde più alle regole del trattato, ma risponde a un trattato internazionale, che è l'accordo sull'agricoltura, firmato nel 1994, a cui aderisce l'Unione Europea e i singoli Stati. E infatti voi dal 2003, riforma Fischler, avete sentito la parola magica, orientamento al mercato. E c'è un progressivo ingresso del settore agricolo, dei prodotti agricoli, delle imprese agricole nel mercato globale, che è un mercato che sapete anche voi come si dice, libero, in cui si produce dove conviene produrre, quanto conviene produrre in base a quello che si vende e via dicendo. In questa comunicazione vi dice anche quali sono le priorità per le imprese agricole e vi dice che è importante il sostegno destinato a promuovere le vendite dirette ai mercati locali. È importante l'efficienza economica e ambientale. Sono importanti i giovani, sono importanti le opportunità di sviluppo locale perché è nei mercati locali a cui l'impresa agricola. È importante liberare il potenziale delle zone rurali. Su questo la proposta di regolamento FESR ci mette, come sapete, il primo obiettivo. Il primo obiettivo coincide col primo obiettivo della strategia Europa 2020, competitività del settore agricolo. Sulla competitività delle imprese, le prime 3 priorità, 1, 2 e 3, sono intimamente connesse. Vanno programmate assieme, perché, eccola qua, con la prima innovate non solo i prodotti, ma anche i metodi di produzione, di vendita. Con la seconda priorità si produce, per cui ristrutturazione di imprese che devono cambiare il tipo di produzione. La terza priorità, la lettura che io do, è il mercato, vendere. Allora, le prime 3 priorità del FESR riguardano il rapporto tra l'impresa agricola e il mercato. Quindi, che tipo di imprese riguardano? Quali sono le imprese che ragionano in termini di mercato? Le altre 3 priorità riguardano l'impresa agricola e l'ambiente in cui opera, inteso in termini naturali, culturali, di tipi di produzione che possono avere un impatto sul clima e inteso anche come soggetti locali con cui relazionarsi. Però le prime 3 priorità vanno, a mio modo di vedere, collegate anche in termini di misure. Noi ci concentriamo oggi su 2. Io vi do questa lettura. Priorità 2, potenziare la competitività dell'agricoltura, incoraggiando la ristrutturazione per le imprese che hanno una quota di mercato esigua o nulla, per le imprese di particolari settori, per le imprese che richiedono una diversificazione. Secondo aspetto, imprenditorialità in agricoltura, non solo in termini di ricambio generazionale. Terzo aspetto, che è la terza priorità, l'integrazione dei produttori primari nella filiera, che non solo i contratti di fornitura per 20 anni, benissimo, restano, sono importanti. Si può pensare a fare un salto in più nella nuova programmazione, kit di misure.